È stato colpito alla testa poco prima di mezzogiorno da una grossa lastra metallica per getti in opera durante il turno di lavoro per la costruzione di un nuovo condominio in via Marco Polo a Sottomarina. Per lui non c'è stato nulla da fare. Così ha perso la vita Andrea Canzonieri, operaio di 21 anni residente nel Vicentino, l'ennesima vittima sul posto di lavoro. Tempestivo l'arrivo del su M118, intervenuto anche con l'elisoccorso, ma ogni tentativo di salvare il ragazzo è stato vano. Troppo gravi le ferite riportate. Il paese è sconvolto. Uscire la mattina, salutare magari i genitori, dire ciao, ho fatto colazione, tutto a posto, ci vediamo, e poi perdere la vita in un cantiere di lavoro insieme poi vicino ai colleghi di lavoro, mentre si sta anche lavorando sodo, perché io abito proprio lì vicino. È un cantiere comunque importante, da giorni che stanno lavorando anche tante persone. L'appello è quello veramente di prestare la massima attenzione, perché una svista, un errore umano, una fatalità, mai dà per scontato, ma a me non accade, ma sì, abbiamo sempre fatto così. Dispiace tanto. È lavorando molto grave, tanta gente che muore. Troppa. Sul posto carabinieri, polizia, sanitari del SUEM e tecnici dello Spisal per ricostruire la dinamica dei fatti. Unanime l'appello dai sindacati. Dobbiamo decidere di mettere al primo posto la sicurezza sul posto di lavoro. La sicurezza sul posto di lavoro non deve essere una spesa, ma una possibilità di lavorare bene. È un stillicidio, è una cosa che non si riesce più a redimere. Con la Regione Veneto c'è un protocollo impiantato che non riesce ad andare avanti. Sono sicuro che con i protocolli non si risolvono i problemi, ma non si può essere qua sempre a piangere i morti. Bisogna fare di più e fare meglio.